30 giugno 1934. Nella cittadina di Bad Wiessee in Baviera, Adolf Hitler fa assassinare tutti gli oppositori interni del partito nazista, epurando i vertici delle SA in quella che viene ricordata come la notte dei lunghi coltelli. Hitler è cancelliere da poco più di un anno, nominato dal vecchio presidente Paul von Hindenburg il 30 gennaio del 1933. Con il successivo decreto dell'incendio del Reichstag, che di fatto sospende la maggior parte dei diritti umani sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Weimar, e con l'approvazione del decreto dei pieni poteri, che garantisce a Hitler e al suo gabinetto di governo il pieno potere legislativo, esautorando di fatto il Parlamento dal suo ruolo istituzionale, dal 24 marzo del 1933 il partito nazista è l'unico partito ammesso in Germania. Assunto il potere assoluto, Hitler deve risolvere un altro problema, quello delle camicie brune, le SA, che lo stesso Hitler aveva fondato come milizia del partito nazista. Guidate da Ernst Röhm, le SA vogliono portare a termine la rivoluzione nazionalsocialista, spazzare via gli industriali e togliere di mezzo la vecchia classe aristocratica dell'esercito. Le SA vogliono essere il nuovo esercito popolare del Reich contro il capitalismo. Ma Hitler, ormai al potere, non vuole problemi, né con gli industriali che stanno lavorando al riarmo della Germania, né con l'esercito. Insieme ai suoi fedelissimi Himmler, Hess, Göring e Goebbels, Adolf Hitler decide di passare all'azione. Le SS irrompono nell'hotel Hanselbauer di Bad Wiessee, dove sono riuniti i vertici delle SA che vengono colti ancora nel sonno. Hitler in persona, pistola in pugno, raggiunge la stanza di Ernst Röhm e lo fa arrestare. Accusato di alto tradimento, Röhm viene ucciso in carcere il giorno dopo. Un'eliminazione giustificata da Hitler anche per via della nota omosessualità del capo delle SA. Tutti gli altri vengono condotti nella prigione di Stadelheim di Monaco. Alcuni vengono fucilati subito. La purga si consuma anche nelle altre città tedesche. A Berlino, ad Amburgo, a Brema, le SS fanno piazza pulita dell'intero Stato Maggiore delle SA e di migliaia di appartenenti alle camicie brune. Hitler ne approfitta per far eliminare anche qualche oppositore politico, come Gustav von Kahr, che aveva contribuito a far fallire il Putsch di Monaco nel 1923, Erich Klausner, presidente dell'Azione Cattolica, e qualche generale dell'esercito poco gradito. Le esecuzioni proseguono fino all'alba del 2 luglio. La notte dei lunghi coltelli è finita. Un mese dopo, il 2 agosto del 1934, il vecchio presidente Hindenburg muore. Come previsto, oltre a quella di cancelliere, Hitler assume anche la carica di presidente, insieme al titolo di comandante delle forze armate del Reich, autoproclamandosi così Führer della Germania.